di un anno fa ho pubblicato questo video qua, dove ho chiesto a tanti maker italiani attivi su YouTube che cosa volesse dire per loro essere un maker, in modo da capire e darvi a voi un'idea un po' più generale di cosa volesse dire essere un maker. Dopo più di un anno voglio dirvi che cosa è cambiato per me. Ho capito nello specifico che essere un maker non è qualcosa che sono diventato col tempo, ma al contrario è qualcosa che ho capito essere stato in me fin da piccolo. Come vi dicevo, di base c'è la curiosità di conoscere come funziona qualsiasi cosa, e la curiosità è un mezzo potentissimo e probabilmente è l'unica cosa che vi fa muovere, alzare e creare quello che volete. Per cui siate affamati e curiosi di sapere come funzionano le cose. L'altra cosa che ho sempre fatto è quella di prendere qualsiasi tipo di oggetto a casa dei miei, principalmente cose elettroniche, smontarle per capire all'interno come sono fatte e modificarle per renderle qualcosa di nuovo e che servisse in un mio caso specifico. Una di quelle cose che da piccolo mi ha fatto letteralmente scoppiare la testa, ed è una cosa scontata ad oggi, ma anche allora era scontata, ma per un bambino, per me da bambino non lo era aver capito e intuito che qualsiasi tipo di oggetto noi prendiamo in mano, un pennarello o qualsiasi altra cosa, dietro c'è qualcuno che l'ha pensato, c'è qualcuno che l'ha progettato. Quindi ogni cosa, dai ponti alle strade, qualsiasi cosa che noi vediamo è lì e c'è un motivo per ogni singola decisione dietro ad un oggetto. Questa cosa da piccolo mi ha fatto letteralmente scoppiare la testa. Quindi oggi vorrei provare a rispondere ad una domanda che mi viene posta spesso, che è: cosa te ne fai di tutti quei laser, stampanti e macchinari vari? Oggi quindi voglio portarvi dietro quella porta a scoprire una delle stanze che probabilmente è la più importante per ora di questo laboratorio. Faccio un breve recap per chi si fosse collegato oggi. Gennaio 2022 vi faccio il tour di tutto il laboratorio. Da allora non è cambiato molto, ci sono stati spostamenti, sono stati introdotti nuovi macchinari, niente di importante, e poi ho preso altri due locali che sono dietro questa stanza. Uno è lo studio che mi avete visto sistemare durante l'anno scorso con tutti i lavori di ristrutturazione dei muri, problemi vari, impianto elettrico, mentre l'altra stanza è dedicata interamente alla prototipazione. Signore e signori, benvenuti nella mia Proto Room. È una stanzetta un po' piccola, sono circa 15 metri quadrati, ma sto cercando di ottimizzarla al meglio per sfruttare ogni singolo centimetro cubo di questo spazio. Comincio subito col farvi vedere l'elefante nella stanza, ovvero il laser a CO2 che sto testando da diversi mesi. Chi mi segue su Instagram l'avrà già visto perché l'ho pubblicato in alcune storie. A settembre dell'anno scorso mi è stato consegnato il laser e se vi ricordate avevo la mano fratturata. Per fortuna ho trovato due persone disponibili della community che sono Fabio e Michele, che sono venuti apposta qua per aiutarmi, o meglio hanno aiutato gli installatori di Laser Veronese a consegnare qua dentro questo laser che pesa all'incirca 200 kg. Ormai sono 5 mesi che sto testando il laser, facendo diversi lavori, e ve li farò vedere meglio in un video dedicato in cui vi spiego meglio tutte le caratteristiche. Vi do velocemente due specifiche di questa macchina. Come vi ho già detto, la potenza del laser è di 60 watt e l'area di lavoro abbiamo un 45 cm per 70 cm di larghezza, ovviamente composto di tastatore, air assist, asse Z motorizzato e tutto. Lasciatemi qua sotto nei commenti qualsiasi domanda inerente a un laser CO2 che farò un video dedicato, che vi spiegherò meglio qual è la tecnologia dietro questa macchina e in generale come funzionano esattamente i laser a CO2. Ringrazio molto Laser Veronese per avermi dato l'opportunità e per credere in questo progetto qua e avermi dato in comodato d'uso questa macchina da utilizzare. Inizialmente mi avevano proposto una macchina più grande, sempre della stessa potenza, quindi 60 watt, però ho preferito scegliere questo modello qua, che è il modello Mira 7. Mi avevano proposto il Mira 9, ma ho preferito scegliere questo qua più piccolo perché, se vi ricordate, all'interno di questa nicchia una volta c'era una cucina che ho preso e ho demolito completamente, ed è incredibile come tutto fitta alla perfezione qua dentro. Quindi mi sembra proprio lo spot perfetto dove inserire un laser. Una macchina più grande non ci sarebbe stata, perché come vedete ho 10 cm di qua e 5 da questo lato di scarto. Uno dei primi progetti che ho realizzato con il laser è proprio la postazione del PC, che ho deciso di mettere qua sopra su questo marmetto del termosifone e fare una postazione fatta del genere, semplice, inclinata di 40 gradi circa,
che si aggancia con la French clit, tutta interamente tagliata al laser. Qui stiamo parlando di multistrato pioppo da 10 mm, tagliata in una passata con questo. Anche se 60 watt non è la macchina più ideale per fare il taglio. Queste macchine infatti vengono sempre proposte come macchine da incisione. Se volete una macchina più performante, parliamo sempre di laser CO2, per quanto riguarda il taglio, si deve andare almeno sui 90 watt se volete fare sia lavori di incisione sia lavori di taglio. Se invece volete fare solamente taglio con il laser, vi consiglio di andare a prendere direttamente una macchina da 150 watt se avete la disponibilità di spazio e budget ovviamente. Qua appeso vedete uno degli ultimi laser che ho recensito, vi lascio sempre il video qua in alto se ve lo siete perso, che è un laser a diodo da 10 watt che ho deciso di tenere e appendere qua. Come vedete non c'è la base in fondo perché non ci voglio appoggiare i pezzi nel laser, ma al contrario voglio poter appoggiare il laser direttamente sui pezzi che decido di lavorare. Come sapete realizzo tavoli in legno massello e tanti altri prodotti del genere e c'è stato in passato bisogno di dover andare a incidere un pezzo del genere. Ovviamente un tavolo da 2 metri per 90 non ci entra in nessuna macchina, quindi avere la possibilità di avere un macchinario da prendere e appoggiare direttamente sul pezzo mi è sembrata la cosa ideale per concludere questo setup. Un'altra zona essenziale che deve esserci all'interno della mia Protoroom è una stazione da saldatura. Gli iscritti più vecchi al canale sicuramente si ricorderanno di questa struttura che avevo costruito tanti anni fa quando era ancora in laboratorio. L'ho messa di qui perché nella Protoroom è essenziale avere secondo me una postazione da saldatura o comunque dove metterti a lavorare con oggettini piccoli quando devi fare saldature. Cerco di tenerla il più pulito possibile, cosa che fatico a fare onestamente. Questa parte è ancora un po' in allestimento, comunque la dotazione di base ho il saldatore, un alimentatore da banco, tester e una quantità varia di cavi, cavetti e cose da elettronica per riuscire ad aggiustare o costruire cose per vari progetti. Nella parte qua in alto in precedenza avevo le stampanti 3D che ovviamente non ci stanno più e per il momento qua ho messo l'X-Tool M1, se vi siete persi il video ve lo lascio qua in alto nelle schede, che è un laser con doppia funzione, sia laser incisore taglio che taglio del vinile con una lama. Quindi questi sticker qua come altri stencil che mi serve fare, ho una macchina dedicata a questo. A fianco alla postazione elettronica troviamo la postazione per le stampe a resina. Mi avete già visto fare questo bancone negli scorsi video quando vi ho mostrato le stampanti che utilizzo per questa postazione, ma non vi ho mai fatto vedere il setup completo con la mensola e le pegboard che ho realizzato. Anche queste qua le ho realizzate io in MDF utilizzando il laser per tagliarle. Ho comprato questi spessori su Amazon in modo da crearmi una pegboard che è uguale a quelle di Ikea, dovrebbe chiamarsi Scavis se non sbaglio. Non c'è una misura così grande, io ho utilizzato l'area massima di lavoro del laser per crearmi queste pegboard che ad oggi vi dico che adoro tantissimo perché sono utili e anche perfette per stampare tutti i supporti dedicati per mettere tutto quello che serve alla lavorazione della resina. In questa postazione utilizzo principalmente due stampanti, entrambe della LGU, una Mars 3 con schermo monocromatico 4K e una Saturn S sempre con schermo monocromatico da 4K. Le differenze sostanziali di queste due macchine sono praticamente nel volume di area di stampa. Per non sporcare tutto ovviamente c'è il classico tappetino della Rockler dove non si incolla niente, mentre per tutto quello che riguarda il post processo di stampa l'ho tutto messo qua sotto. Quindi qua troviamo sia la stazione di cura per andare ad asciugare e polimerizzare al meglio la resina, mentre qua sotto abbiamo il lavatoio, come lo chiamo. Finita la stampa quindi mi metto qua sopra, tolgo i supporti, sistemo, limo tutte le parti che non sono venute perfettamente lisce a causa dei supporti, vengo qua sotto, lavo la stampa e poi faccio la cura. Tutto composto all'interno del suo armadietto. In questa seconda parte è diciamo solamente un deposito dove tengo tutte queste scatole con vari componenti di elettronica, microferramenta, interruttori, oppure faccio dei piccoli kit pronti per una determinata lavorazione come potrebbe essere
gli inserti filettati per le stampe 3D. Qua dentro ne ho di tutti i tipi e se mi serve uno so già che ce li ho tutti qua dentro organizzati. Questa cosa qua non è organizzata al meglio, però per ora va più che bene. Mentre nell'ultima anta tengo solitamente tutto il refill dei prodotti che mi servono per le stampe, sia accessori per le stampanti a filamento qua sotto, alcol, resine, fazzoletti per pulire e altre cose sempre per sistemare le stampe a resina. Tutti questi accessori che vedete li ho disegnati io su misura utilizzando però un sistema di aggancio particolare di un ragazzo che l'ha disegnato, ve lo lascio qua sotto in descrizione se vi interessa o volete replicare anche voi delle pegboard Scavis come quelle lì di Ikea, e li ho stampati tutti con le nuove stampanti nell'area stampanti a filamento. Questa è una sezione totalmente nuova che non vi ho mai fatto vedere. Ho acquistato questa scaffalatura qua da Bricoman perché è stata la soluzione più veloce che mi permetteva di avere un rack per le stampanti a filamento, e come vedete sono tutte stampanti nuove, la maggior parte delle LGU e questa nuova qua della CD modello X-Max. La Proto Room è quasi allestita totalmente, come vedete. Ora quello che mi serve fare è organizzare al meglio questa setup qui, che onestamente non mi piace, per cui togliamo tutto e cerchiamo di trovargli un senso. E comunque mi fa stranissimo vedere la serie completa della Neptune 3 Pro, la Plus e la Max, a differenza quanto è grande l'area di lavoro di questa e questa in questa. Queste qua sono le 3 aree di lavoro pazze, cioè la Max è veramente gigantesca come stampante, potrebbe essere un problema dove piazzarla. L'utilità di avere tutte queste stampanti diverse tra loro non è tanto l'idea di fare produzione di pezzi, ma quanto l'idea di poter stampare la più vasta gamma di filamenti che possono andare dal PLA all'ABS al policarbonato, al nylon, a filamenti caricati in fibra di carbonio. Con questo setup sono più o meno in grado di stampare qualsiasi tipo di filamento. Ho deciso di mettere al primo piano qua sopra, a portata di mano, le stampanti che utilizzo di più, che appunto sono una CD 3D modello X-Max. Questa qua è chiusa, è diversa dalle altre perché non ha il piatto su un asse ma si muove solamente sull'asse Z. Questa qui è molto comoda, ha un'area di lavoro di 300 x 250 x 300 di altezza, mi sembra, comunque ve lo lascio qua sotto se mi sono sbagliato. Questa qui la utilizzo principalmente per stampare ABS, visto che qua dentro purtroppo la temperatura d'inverno scende fino a 11-12 gradi, quindi stampare all'esterno non è molto pratico per dei problemi di warping che si creano sulla stampa. Questa qui la utilizzo principalmente per filamenti particolari, quindi potrebbe essere il nylon, il policarbonato oppure filamenti caricati in fibra di carbonio. Adesso la sto utilizzando principalmente per l'ABS, quindi se mi servono pezzi che abbiano una resistenza meccanica più elevata li stampo direttamente in ABS. Se devo stampare PLA stampo con questa piccolina che è la LGU Neptune 3 Pro, che è la più piccola dei 3 fratelli che abbiamo qua sotto. Abbiamo anche la Neptune 3 Plus e la Neptune 3 Max. Sostanzialmente queste 3 stampanti sono identiche tutte e 3 per quanto riguarda le caratteristiche, cambia solamente il volume di stampa. Le stampanti le sto testando da circa un mesetto e stanno andando alla grande, anche grazie a Francesco Pollina che mi sta aiutando veramente tanto quando ho un problema. Ormai è diventato il mio punto di riferimento per quando ho un problema con le stampanti, per cui Francesco, grazie ancora di sopportarmi per tutte le rotture di palle che ti do. Tornando alle caratteristiche di queste stampanti, tutte e 3 hanno il direct drive, quindi c'è la possibilità di stampare anche il TPU senza problemi. Hanno il sensore del filamento, hanno tutte e 3 il piatto in pay, cosa veramente magnifica perché quando è finita la stampa il piatto si raffredda e il pezzo si stacca naturalmente senza doverlo neanche togliere dal piatto. Hanno i tenditori delle cinghie in tutti gli assi, il doppio motore per l'asse Z, quindi problemi anche di slittamento o altro come avevo sulla mia vecchia Ender 3 qui non ne abbiamo. Come vi dicevo, le sto testando già da un po' di tempo, ho stampato tutto quello che vi ho fatto vedere prima più anche altri progetti, finora non ho avuto particolari problemi. Ringrazio ancora LGU per supportare il progetto di questa Proto Room con le sue stampanti. Vi spiego un attimo come le ho configurate perché fanno cose leggermente diverse.
Vi dicevo, questa qua sopra l'ho principalmente dedicata al PLA, ok? Quindi mi servono cose piccoline. Arrivando da una vecchia Ender 3 versione 1, questa qui ha l'area di stampa che è equivalente, se non sbaglio è 230x230x300, una cosa del genere. In tutti questi anni ho avuto difficilmente necessità di stampare cose più grandi, per cui questa qua è sicuramente quella che utilizzo di più per fare prototipi singoli. Mentre qua sotto ho messo la Neptune 3 Plus, che ha un'area di stampa 320x320x400 in altezza, mi pare. Vi lascio comunque tutti i link qua sotto in descrizione per andare a vedere meglio le caratteristiche, che può darsi che mi sbagli. Anche questa col PLA, principalmente questa qui diciamo che la utilizzo quando devo stampare pezzi ovviamente che non ci stanno qua dentro, oppure devo fare una quantità maggiore di pezzi, ok? Qua a fianco invece abbiamo il gigante, perché abbiamo la Neptune 3 Max, che ha un'area esorbitante di lavoro di 430x430x500 di altezza, quindi abbiamo mezzo metro di volume di stampa in altezza, incredibile. Questa qui ora ci ho messo anche qua il PLA, l'ho testata già col TPU. La cosa particolare di questa, che ho fatto alcuni test con Gabri che è salito qualche settimana fa, abbiamo semplicemente preso un ugello da 0,4 e l'abbiamo forato con una punta da 1,5 per fare stampe in vase mode, che è questa modalità molto interessante da studiare per fare certe tipologie di stampe. Abbiamo fatto un'insegna, una piccola insegna ovviamente con questa, però comunque come volume di stampa, raga, questa qui secondo me la terrò quasi sempre con un ugello di questa grandezza per stampare mediamente cose molto grandi, ok? Non stampo io action figures o altre cose, quindi non mi serve definizione. Piuttosto, se devo fare scatole o altre cose un po' particolari, utilizzo questa qua, che come vedete mi è toccato mettere di fianco perché sennò in profondità non ci stava, però va benissimo anche così. Oh, Madonna, che anziana sta signora, eh! Qua sopra invece è semplicemente stoccaggio per il momento. Devo un attimo rivedere la disposizione di tutto, ma principalmente metto stock di materiali che non utilizzo, come anche lì sopra lo utilizzo per stock di cose che mi servono raramente. L'ultima cosa molto interessante di queste stampanti qua è la modifica che abbiamo fatto io e Gabri, ovvero ogni stampante è dotata di un monitor touchscreen per comandarla, che si collega nella presa qua davanti con uno spinotto RJ10, che non è quello per il telefono ma è quello per la cornetta del telefono, ok? Noi abbiamo preso dei cavi Ethernet e abbiamo prolungato tutti questi monitor, così non devo abbassarmi ogni volta per caricare e regolare la macchina, ma li ho messi tutti qua a fianco. Quindi abbiamo questa sfilza di monitor belli e pronti per comandare la Neptune 3 Pro, 3 Plus e 3 Max. Ta ta ta. E questa, l'altra è qua, molto semplice e carina. Questo setup mi sta piacendo molto. Sicuramente i più attenti di voi avranno notato che per essere una proto room di tutto rispetto, qua dentro manca un macchinario fondamentale. Fammi sapere qua sotto nei commenti se hai capito di cosa sto parlando. Di fianco a queste stampanti, vabbè, niente di interessante, ho il bagno e una doccia che per ora sto usando come magazzino. Quando ho cominciato nel 2016 qua dentro non c'era praticamente niente, ma nella mia testa c'è sempre stata l'idea che questo sarebbe stato un laboratorio per prototipazione. Cerco sempre di rendere questo laboratorio il più dinamico possibile, più organizzato possibile e anche bello dal punto di vista estetico. Non punto qua a fare un laboratorio che sia una falegnameria. A me piace creare, mi piace creare col legno, mi piace creare col ferro, mi piace sperimentare. Questo laboratorio per ora lo sto attrezzando da falegnameria perché è un campo che mi piace molto. L'idea è di fare un laboratorio per prototipazione. Io non voglio fare l'artigiano, non voglio fare il falegname, ma voglio saper fare quello che fa l'artigiano, quello che fa il falegname. Quello che ho capito e quello che praticamente
faccio da sempre è quello di trovare soluzioni creative a dei problemi pratici e inventarmi cose nuove. Per questo la Proto Room per me ha un significato così alto ed è la stanza probabilmente ad oggi più importante di questo laboratorio, perché è quella che mi permette di passare da un'idea ad un prodotto fisico da toccare nel minor tempo possibile, in modo che io poi posso metterci le mani e svilupparlo al meglio. Ora la stanza, per come ve l'ho appena fatta vedere, è appena sufficientemente organizzata. Ho già in mente una serie di lavori e di modifiche da fare per migliorarla e renderla ancora più efficiente. E preparatevi ragazzi, perché quest'anno ho una serie di progetti e di prodotti che vi voglio lanciare, di cui non vi ho mai accennato e su cui sto lavorando da un po' di tempo. Per il momento penso di avervi detto tutto, quindi condividi questo video con un tuo amico che ha sempre voluto avere una Proto Room e iscriviti, così non ti perdi tutte le prossime belle teghe che usciranno. Io ovviamente vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.